Lui è un attore porno che arriva da Mara Calagonze, si chiama Manolo. Manolo. E non vado. No, così, lo provochi, poi va sempre che stare. Manolo. Buonasera. Ha visto il presidente Celi, lo conosce il presidente? Lei segue il Cagliari? Sì, da lontano però. No, segue da lontano. Noi siamo di Maracalagonni, se non arriva bene il segnale. Vabbè, se lo faccio arrivare. Ma lei è un braccio passato oggi? Sì, sono distrutto. E come mai? È successo ciò che non doveva succedere. Ma è caduto. L'irreparabile. Ma è caduto? No, ho avuto un incidente sul lavoro. Sul lavoro di porno star? Sì. Si è rotto il braccio? Ho rischiato, guardi, ho una bruttissima infiammazione. Aia. Che mi parte dalla mano, mi sale su tutto il braccio, guardi. È una cosa incredibile. Si figuri che ho perso anche la sensibilità delle dita. Mamma, che fastidio. E lei lo sa che nel mio lavoro le dita sono importanti. E io quello sospettavo. E adesso questo cosa comporta, Manolo? La totale mobilità dell'arto, assoluta. No. Il medico mi ha detto che devo rimanere almeno 2 mesi immobilizzato. Fermo? Sì, si figuri che non mi posso neanche lavare. E si sente. Qui nell'intercapitine dell'interstizio si è creata una cosa gialla, tipo strutto, Mamma, no? che schifo. Ma no, fermi. Ma come è potuto succedere questa cosa? Per l'iperattività. Ah. Sì, guardi, ultimamente mi stavo allenando a livello agonistico. Sì. Mi sono fatto prendere un po' la mano, quello no? capita. 14 ore di lavoro ininterrotte. Guardi, da quanto stavo lavorando mi usciva anche fumo. Dai. Ma i familiari la vedevano così? Si è avvicinato i miei genitori, mi hanno intimato di smetterla, ma io niente. Finivo e rincominciavo, stavo uscendo odore di gomma bruciata. E allora? Si sono avvicinati anche i vicini. I vicini di casa? Sì, vicini. E cosa facevano? Che mi hanno buttato secchiate di acqua ghiacciata. Lugano, chiaro. E io... Per favore. Scusi. E io niente, continuavo. Si è avvicinata anche il sindaco di Maracalagone. Anche il sindaco? Che cosa faceva? Col consiglio comunale. E allora? E mi davano colpi di bastoni e remi, no? E io niente, continuavo, sino a un momento che è arrivato come un sibilo e il braccio è caduto come morto. Addirittura? Si guarda, è una cosa impressionante. Mi stavo preparando ultimamente per dei provini, no? Perché mi voglio presentare davanti al regista in perfetta forma fisica. È peccato perché l'aveva quasi raggiunta la forma fisica. Lo so. C'ho come il gomito del tennista. Del gommista. Esatto. Come posso fare, le chiederò, senza l'allenamento? È un grosso problema. Grossissimo. Ma scusi, stava preparando per dei provini. Dove si faranno questi provini? A Codrongiano. E lei... È quello, il paese è quello. E lei purtroppo non potrà parteciparvi. Purtroppo non ce la farò. Si pensi che dovevano arrivare anche le ragazze di Riccardo Schicchi. Schicchi, il famoso produttore porno. È la maggior personalità. È un totem per certo. noi, guardi. Peccato perché se sarei stato convocato sarei riuscito a entrare nella sua scuderia. Scuderia? Sì. E dopo ti guardi tu. Non ci sono cavalli, ma sembra che ci sono molte egue. Vabbè, ma come si può fare per fare in modo che questo sogno non si guarda, interrompa? se qualcuno è disposto a darmi una mano... E come potremmo aiutarla? È per la forma fisica, perché se io mi fermo mi si sgonfia tutto. Che cosa? La forma fisica. Il muscolo, capito? Sì, i pettorali, gli addominali. E cosa potrei fare io? Lo so, se mi può dare una Cosa mano. dice Presidente? C'è il polpo, dice Presidente. Il polpo mettetelo nell'acqua calda. Ho capito, ma io no, come no? Se lei è disposto a darmi una mano d'aiuto. Ma io non ho mai detto non. Guardi che in questi casi gli amici non si devono mai tirare indietro. Ma io non mi tirerei indietro, ma Mazzavira tu pensi se il problema è peggiorare a tu, scusi. Se può venire il signor Ghiani. Ma il signor Ghiani non crede. E allora il biondino di Radiolino. Certo, sì. Che vengono a casa, ci mettiamo in cucina e facciamo. Tanto a me mi servono 4 ore la mattina e 4 ore la sera. Si possono dare il cambio della mano. Se vuole
Se vuole dietro abbiamo Gabriele Cossu. Chi? Gabriele Cossu. Lo lasci dietro a Al Purescere, esatto, certo. esatto, guarda. Mi dispiace, io Altrimenti le vorrei... c'è Daniele, non lo so. Allora preferisco fare a mano manca. Ho capito, va bene, signor Manolo. Io le vorrei dare la mano. Ma assolutamente, la ringrazio. Io ringrazio. Presidente, le è piaciuto questo attore? Se mi vuole dare una mano... Vada via, Manolo, vai lì, vai lì, vai lì, vai lì.